inizio i lavori di questa seduta consigliare. Procediamo con l'appello, lascio la parola al segretario. Sindaco, Teo, Sabrina, Dorigo Matteo, Guglielmini Pierino, Busso Francesco, Antonio Luca, Pellegrini Lorenzo, Dusso Alessandra, Marchesano Rocco, Portoluzzo Fabrizio, Toron Fabrizio, Minoia Giovanni, Zanon Antonio, Giro Marco, Bolino Alessandro, Fabio Marco, Comincio Giovanni. Secondo l'interpellanza, la secondaria. Un gruppo Zanon, prego. Signor Presidente, Sindaco, colleghi, l'interpellanza riguarda la giornata della memoria del 27 gennaio del 2013. Il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione delle vittime del nazismo, dell'Olocausto e in onore a coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. Questo giorno celebra la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio del 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa. Il 27 gennaio, il ricordo della Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico, è celebrato dagli Stati membri dell'ONU in seguito alla risoluzione 67 del 1 novembre 2005. In Italia, gli articoli 1 e 2 della legge numero 211 del 20 luglio 2000 definiscono così le finalità e le celebrazioni del giorno della memoria. La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei tracelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, dominio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi sono opposti al progetto di sterminio per il rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. In onore del giorno della memoria, di cui l'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere. Signor Sindaco, noi non ci siamo accorti che il giorno della memoria il Comune di Caorle abbia avuto una fortissima iniziativa, o quantomeno se c'è stata, questa non è stata adeguatamente divulgata. Inoltre, nello stesso giorno della memoria, ogni anno vengono assegnati dal prefetto di Venezia dei riconoscimenti ai nostri cittadini. Durante la guerra sono stati internati in campi di concentramento nazifascisti. Quest'anno è stato istituito di questa onorificenza un nostro cittadino di Caorle, come anche altri cittadini dei comuni di Venezia, di Jesolo ed anche altri. Tutti questi cittadini sono stati accompagnati in prefettura dal sindaco del proprio comune o quantomeno da un suo rappresentante. Non ci risulta che il comune di Caorle abbia accompagnato questo cittadino, abbia rappresentato il nostro comune nel momento stesso in cui il prefetto gli consegnava questa onorificenza. Ma detto questo,
Oppure rendici conto che gli interessi della sua amministrazione sono ben altri, come possiamo constatare anche dall'ordine del giorno di questa convocazione consigliare. Con questa interpellanza le chiediamo di decidere ora, prima di proseguire con i lavori di questo Consiglio Comunale del 31 gennaio 2013, un minuto di silenzio per ricordare e commemorare le vittime delle Shoah. Altri punti però? Sono altre telefonate? Consigliere Zilo, prego. Grazie Presidente, buonasera. Ho portato un'interpellanza sul progetto del parcheggio San Vittore. Con delibera di giunta comunale 268 del 27 dicembre 2012 ho trovato un progetto definitivo relativo all'opera pubblica definita parcheggio ingresso Carole, ormai da tutti noto come il parcheggio San Vittore. Purtroppo tutti i nostri timori sulla qualità dell'intervento si sono materializzati, ma ancora più grave è, a nostro avviso, l'atteggiamento dell'amministrazione che è stata sorda di fronte ai nostri tentativi, anche in questo consesso, di sensibilizzazione sul tema. Il progetto che è stato approvato, a nostro avviso, presenta alcune carenze che possono inficiare la volontà dell'iniziativa, che ribadiamo se fosse necessario, riteniamo comunque doverosa per tentare di decongestionare il centro, soprattutto nelle giornate di maggior afflusso di turisti cosiddetti giornalieri domenicani. Il progetto, a nostro avviso, è deficitario sotto i seguenti profili. Accesso ed uscita. Risulta evidente che la disposizione dell'ingresso e dell'uscita crea sovrapposizione tra il flusso di entrata e il flusso di uscita, così che nel momento in cui si dovesse creare coda all'ingresso, qualsiasi causa, l'uscita diverrà inutilizzabile. L'accesso e l'uscita risultano peraltro sottodimensionate, visto che sia l'afflusso che l'influsso si concedono in poche ore. Si ricorda che i costi auto previsti sono 800 e che nelle giornate di sabato e domenica piena stagione il numero di mezzi in entrata a Caule, solo sulla provinciale numero 59 sezione Venezia Caule, si attesta nel pure migliaia, per un totale rilevato di sabati luglio di oltre 23.000 unità inoperanti di sensi, state riportate dal sito della provincia di Venezia, senza tener conto delle migliaia di auto che provengono dalla statale provinciale numero 54, ovvero la porta Santa Margherita, e dovranno arrivare fino alla loro rotonda provvisoria per poi tornare indietro. Gli ambiti esterni e opere complementari. Il progetto prevede solo la realizzazione di una rotatoria, non provvisoria, in luogo dell'attuale incrocio. Nessun'altra opera a supporto della viabilità. Sul tema della nuova rotatoria ci vuole osservare che tale intervento verrà realizzato in via provvisoria, in quanto ritenuto funzionale al parcheggio. Riteniamo invece che tale opera abbia un altro valore di carattere strategico per l'ingresso a Caule e lo avrà ancora per molti anni, visto che con molta probabilità rimarranno a rendere a morta tutte le previsioni faraoniche che sono la viabilità prevista dal PAN. Non ci possiamo permettere di avere una rotatoria provvisoria, magari realizzata con i cosiddetti elementi tipo New Jersey in plastica rossa e bianca, già visti ad esempio dalla Clea, all'ingresso della città chissà per quanti anni, anche alla luce della mancanza di fondi.
Tornando sul tema delle opere complementari, riteniamo che quantomeno deve essere previsto un ingresso al parcheggio direttamente dalla strada provinciale 59 con un'adeguata corsia preferenziale a monte, al fine di intercettare il traffico degli utenti del parcheggio prima della nuova patrouilla, e una corsia preferenziale in direzione Porta Santa Margherita e Luna Verde, in modo tale che il relativo traffico non vada a pesare sulla nuova patrouilla. Gestione del traffico in arrivo in partenza. Nel progetto non ci sono previsioni sulla gestione del traffico attraverso pannelli informativi o altri mezzi di comunicazione per farli entrare nella realizzazione dell'opera. Servizi di prima accoglienza. Nel progetto non vi è traccia di un minimo di servizio di accoglienza e o informazione, né tantomeno della predisposizione sulla loro realizzazione. Non sono previsti servizi igienici, centro di informazione, noleggio di bici e quant'altro per dare supporto e una corretta accoglienza ai turisti. Ci si chiede chi potrà illustrare agli utenti, in mancanza di un centro di informazioni, le modalità per un corretto utilizzo dei servizi di trasporto, la promozione di parcheggio e trasporto ombrellone, le opportunità che la città offre per dar stimolo ad una migliore e completa fruibilità da parte dei turisti giornalieri. Busta vetta. Per le motivazioni già esposte in punti precedenti, inerenti alle problematiche relative agli accessi e alla viabilità, distante la localizzazione del punto di arrivo e partenza di Bustavetta, risulta evidente che questi potranno assolvere con difficoltà il loro servizio, visto le problematiche in ingresso e in uscita. È evidente che per tali mezzi devono essere previste delle corsie differenziali. Non si sa poi quali siano le soluzioni per la gestione del flusso di utenti. Calcolando 3 persone per veicolo e moltiplicando per 200 costi auto, si ottiene la cifra di 2.400 utenti, che dovranno essere trasportati in poche ore verso le spiagge o verso il centro, in occasione di grandi eventi. Giusto per evidenziare il problema, si ricorda che i mezzi più capienti trasportano 90 persone e prevedendo una corsa di 10 minuti, il tempo per smaltire tutti gli utenti sarebbe pari a 4 ore e mezza. Senza pensare poi ai casi in cui ci sia contemporaneamente afflusso e deflusso. Collegamenti ciclopedonali. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso non meglio definito che, utilizzando il sottopasso esistente sulla strada provinciale 54, arriva al centro della struttura oggi sede del comando della polizia locale e al vecchio tracciato della strada che portava al ponte sul canale Saetta da anni abbandonati del caso. Nessun collegamento con la pista ciclabile che collega Cauda e Luna Verde, nessun percorso pedonale. Gli utenti non avranno la sfortuna di utilizzare il bus a vetta e rimanere così imbottigliati nel traffico, dovranno camminare ai bordi della strada. Utilizzo per altri scopi. Non si sa poi se sia stato preso in considerazione l'utilizzo di tale opera per altri scopi, in periodi di minore o parziale utilizzo, quale l'organizzazione di manifestazioni ed eventi. In quel caso dovranno essere previste adeguate aree fornite dei relativi servizi che siano realizzate compatibilmente con tali eventi, con la realizzazione di fondi o convegni, ed evitando ad esempio la posa di coordinate alte con l'impianto di apertura. In conclusione, riteniamo che le motivazioni addotte siano sufficienti perché l'amministrazione riveda il progetto prima della stesura del progetto esecutivo e prima che l'opera vada in gara. È stato detto più volte che il progetto preliminare sarebbe stato rivisto e che la sua approvazione era legata solo ad adempimenti burocratici. Lo stesso è stato detto sul progetto definitivo. Il tempo delle promesse va abbondantemente scaduto. Eventuali modifiche dopo l'approvazione del progetto esecutivo e dell'aggiudicazione dei lavori potrebbe comportare l'aumento dei costi e l'allungamento dei tempi di realizzazione. Si potrebbe verificare quanto è già successo per la Bafile, per il nuovo municipio, per il mercato ittico, per il PIB sotto la presa. Il fatto che buona parte dell'intervento sia finanziato dalla Regione del Veneto non autorizza lo sperpero del denaro pubblico. I soldi messi a disposizione della Regione sono soldi dei contribuenti e danno la pari dignità di quelli messi a disposizione del comune. Vanno spesi adeguatamente, ancora di più in questi momenti di difficoltà economica. Per non parlare del probabile sottoutilizzazione del parcheggio, come succede per gli ultimi anni, che renderebbe il parcheggio scavetore l'ennesima cattedrale del deserto. Ma soprattutto temiamo, nel caso in cui il progetto non venga rivisto, che Caore perda l'ennesima occasione per dotarsi di una struttura adeguata che al passo con i tempi, che non si riesca a dare al nostro paese dei libri di turismo un'entrata adeguata che costituisca il biglietto da visita per il nostro.
e la risposta è l'articolo 16 del regolamento comunale in sede di discussione. Grazie consigliere Tiro. Capogruppo Zanò, prego. Cari colleghi, questa interpellanza riguarda la pesca, le imbarcazioni e la loro rottamazione. Lo scopo di tale interpellanza è quello di proporre alla Giunta un'idea che fu già portata avanti nel nostro programma elettorale, che ci presentammo alle elezioni del 2012. Stiamo restando che, se vogliamo tutti che il settore della pesca possa vivere un nuovo momento di splendore e che attraverso le leggi che sono state fatte sia a livello nazionale che regionale per la sua rivitalizzazione, stiamo restando, dicevo, una ripresa del settore, però bisogna tener conto che il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha sottoscritto in data 29 dicembre 2012 il decreto che ha disposto l'approvazione di uno specifico bando mirato alla rottamazione delle imbarcazioni venete della piccola pesca, permettendo di attivare la procedura per l'acquisizione delle domande da parte delle imprese di pesca venete interessate alla demolizione delle proprie imbarcazioni. A nostro avviso è opportuno che ci si occupi anche della futura destinazione di queste imbarcazioni. Tali imbarcazioni rappresentano un bagaglio storico-culturale che nel corso degli anni potrebbe venire a mancare. La storia di Caole passa necessariamente anche attraverso l'imbarcazione. Da ciò nasce la nostra idea per salvare alcuni di questi cosiddetti relitti e poi esporli nel futuro museo del mare che dovrebbe prendere vita nella zona di San Solisa. Ci auguriamo che questa iniziativa possa trovare accoglimento e che la Giunta si impegni a trovare un modo per salvare non solo delle icone storico-culturali, ma anche un possibile investimento turistico per il futuro. Si chiede una risposta a questo articolo 16 in sede di seduta consigliare. Grazie. Capogruppo Golin, prego. Grazie, buonasera Presidente. Interrogazione con una risposta in Consiglio Comunale dal titolo Conflitto di competenze nell'organizzazione degli uffici comunali. Nell'organizzazione degli uffici del Comune di Caole è possibile riscontrare una situazione di palese conflitto di competenze. Ci si riferisce alla responsabilità della polizia locale e dell'ufficio di penalizzazione, affidata alla medesima figura, il comandante della polizia locale, Marco Stefanuto. In pratica si verifica la classica situazione per cui il controllore coincide con il controllato, un cortocircuito amministrativo che può risultare lesivo dei diritti dei cittadini. Infatti, quel cittadino che ritenga di essere stato ingiustamente sanzionato e decide di far valere le proprie ragioni rivolgendosi all'ufficio di penalizzazione, si trova di fronte allo stesso funzionario, responsabile pure dell'organo di polizia che gli ha comminato la sanzione. Eppure il vigente regolamento comunale di organizzazione per la gestione del contenzioso e per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, al titolo secondo, correttamente individua come distinte le figure del responsabile dell'ufficio di penalizzazione e del comandante di polizia municipale, quando invece nella forma di interpretazione degli uffici comunali i due incarichi sono affidati alla medesima persona. Si chiede pertanto di risolvere questa situazione che secondo gli scriventi appare lesiva dei diritti dei cittadini. Consigliere comunale Alessandro Rossi. Grazie. Prego. Seconda interrogazione, sempre con una risposta in Consiglio Comunale, dal titolo Grado di dissesto della strada San Giorgio. La presente interrogazione per segnalare il grado di dissesto che interessa il sedime stradale di strada San Giorgio, l'importante strada comunale che collega la più popolosa frazione del comune di Caole con la strada provinciale San Donato. Questa strada manifesta la sua importanza soprattutto d'estate, quando viene utilizzata da molti residenti di San Giorgio per la salute, impegnati nel lavoro stagionale tra Porto Santa Margherita e Dunavita. Inoltre, molti turisti la utilizzano come scorciatoia nel percorso tra il casello postale di San Stino di Riota e i villaggi turistici di Prada delle Torri e San Francesco. Oggi la pavimentazione stradale presenta profonde fessurazioni e pericolosi avvallamenti su entrambi i margini esterni della carreggiata. Tale situazione di dissesto costituisce un elemento di grande pericolosità per la circolazione, in particolare per le biciclette e le motociclette.
motociclette, dicevo. Con la presente interrogazione si chiede pertanto: l'amministrazione comunale è a conoscenza del problema ed ha sviluppato un'analisi della situazione, una progettazione dell'intervento necessario, una stima dei costi? L'amministrazione comunale ha in programma un intervento di straordinaria manutenzione della strada in questione? Quali sono i tempi reali previsti per l'intervento? Si invita in ogni caso l'amministrazione comunale a dare la massima priorità all'intervento. Il consigliere comunale deve essere favorevole. Grazie al gruppo. Il gruppo commisto, prego. Grazie, buonasera. Per l'interpellanza proposta per una soluzione del nuovo problema del decoro e della pulizia delle banchine del più interno. Come è noto e risaputo, tema che periodicamente si affaccia all'attenzione dell'opinione pubblica per poi scomparire e ripresentarsi come oggetto di interpellanze consigliari, di proteste, di disattenzione, di interesse e di generale di noncuranza, è il problema dell'occupazione delle banchine del più interno con attrezzature e materiali che i pescatori vi depositano da sempre, utilizzando la banchina stessa come se fosse un magazzino a cielo aperto della loro attività professionale. Spesso le attrezzature finiscono per marcire, non essendo più utilizzate, e talvolta le altre maree dilavano, trasportano a mare tutte quelle parti che, trattandosi di rifiuti speciali, stazionano pericolosamente e incustodite. Non sono rari i casi di attrezzature appartenenti ad armatori che già da anni hanno venduto l'imbarcazione ed abbandonato così al suo destino tutto quel materiale che rappresenta solo un costo per lo smaltimento. È anche vero che non è facile per i pescatori trovare gli spazi adatti per esercitare la loro professione senza occupare le banchine. La stessa costruzione di magazzini della pesca attualmente adibiti al mercato ittico-provvisorio non rappresenta la soluzione ottimale. È altrettanto vero che, diversamente dalle altre attività, quella della pesca necessita di spazi propri, dedicati, per la preparazione delle attrezzature da pesca e anche per lo smaltimento dei rifiuti speciali da essa prodotti. Reti, cavi d'acciaio, attrezzature obsolete e desuete costituiscono un problema non da poco nel momento in cui devono essere smaltiti. E il trasporto dei ecocentri è un problema ulteriore, trattandosi di ingombri talvolta di notevoli dimensioni, dal laborioso carico e trasporto dalla banchina con i mezzi in strada che accusiscono problemi di sicurezza stradale, laddove il traffico veicolare è spesso più intenso che altrove, data la centralità del sito. Siamo perciò a proporre all'amministrazione comunale la realizzazione di un centro della raccolta e del conferimento dei rifiuti speciali prodotti dai pescatori, un piccolo ecocentro per la raccolta di una limitatissima tipologia di rifiuti speciali. Sarà sufficiente un'area di limitata estensione, fatta da pochi metri quadrati, sufficiente per il posizionamento dei contenitori per i rifiuti speciali prodotti unicamente dai pescatori di professione. Area che dovrà essere facilmente, che potrà essere facilmente accessibile, dovrà essere facilmente accessibile all'imbarcazione e ai mezzi di trasporto al conferimento dei rifiuti. Pensiamo che lungo il canale dell'orologio, sia essa vicino al nuovo distributore di carburante ovvero vicino al traghetto, una lotazione ottimale possa essere individuata. Mettere a disposizione dei pescatori un piccolo centro per la raccolta dei loro rifiuti speciali significherà dare loro l'opportunità di smaltire tutti quei materiali che attualmente marciscono sulle banchine, togliendo ad essi nel contempo qualsiasi alibi, qualsiasi scusa per non ottemperare ad un elementare principio di convivenza civile, qual è il rispetto alla pulizia e il decoro delle banchine e degli argini, anch'essi usati come discarica, e infine i conti appartengono alla comunità tutta. Grazie. Ancora una veloce. Una proposta di integrazione del regolamento di tutela degli animali. Qualche settimana fa è stato approvato il nuovo regolamento di tutela degli animali che recepisce in qualche misura quelle che sono le esigenze fiscali di chi, residente o turista, ama gli animali e non se ne distacca mai, anzi è continuamente alla ricerca di luoghi adatti per il passeggio senza disturbare altri. Le caratteristiche della nostra città hanno sempre rappresentato un grande richiamo per chi ama passeggiare con i cani. I grandi spazi delle spiagge e il lungomare esercitano da sempre un grande fascino per tutti. È per questo motivo, indipendentemente dalla loro cani o meno, che alcune zone pregevoli della città non godono della frequentazione da parte dei cittadini che ci si aspetterebbe. Stiamo pensando al parco del pescatore,
un'importante area di oltre 7 ettari posta in via Tragete, inaugurata alcuni anni fa e non ancora entrata a pieno regime nelle consuetudini dei cittadini. Spesso assistiamo, soprattutto nella stagione estiva, ad un utilizzo di quelle strutture a servizio di chi parcheggia con i camper lungo via Tragete e ne determina in qualche misura uno stato di degrado. L'idea quindi nasce da queste due distinte necessità: da un lato trovare uno spazio dedicato ai cani e dall'altro aumentare la fruizione dei cittadini di quella bella e importante struttura. Siamo perciò a chiedere a questa amministrazione di recintare una parte interna del parco del pescatore per poter passeggiare con i cani anche senza guinzaglio, così come è in uso da molto tempo in moltissimi parchi di tutto il mondo. Grazie. Grazie per il compromesso. Consigliere Paolo. Grazie Presidente, buonasera. Interrogazione con risposta in Consiglio Comunale. Su Valle Vecchia arrivano gli speculatori cinesi. Il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, nell'edizione del 29 gennaio 2013, ha riportato la notizia della nascita recente di una joint venture italo-cinese formata da investitori cinesi intenzionati a puntare sul mattone del nostro paese. In particolare l'articolo che qui si allega dà conto di un primo progetto che gli investitori cinesi starebbero già valutando, relativo ad un'area sul litorale adriatico compresa tra le località di Cable e Lignano Salviadoro. Si tratterebbe di un'operazione del valore di circa 200 milioni di euro per realizzare un villaggio di residenze turistiche con hotel di alto livello su un'area di 70.000 metri quadrati. Inevitabilmente il pensiero va al patto di Cable, con i suoi 2,5 milioni di metri cubi edificabili previsti, e in particolare al famigerato progetto di villaggio turistico di Brussa, a ridosso di Valle Vecchia. Si interroga l'amministrazione comunale per sapere se essa sia in possesso di ulteriori elementi di conoscenza relativi alla mega operazione immobiliare di cui parla il citato articolo del Sole 24 Ore. In particolare si interroga l'amministrazione comunale per conoscere da chi è venuta la richiesta di inserire nel patto la previsione di villaggio turistico in Brussa e i nomi degli investitori collaboratori. Grazie. Grazie consigliere. Sono altre interpellanze? Allora, designo gli scrutatori nelle persone di Bortoluzzo, Guglielmini e Giro. Procediamo allora con il primo punto dell'ordine del giorno. Diamo risposta all'interpellanza presentata dalla lista civica Bonin, difesa e pulizia dell'arenile di Cavia. Relazione al sindaco. Grazie Presidente. In riferimento all'interpellanza presentata in data 18 dicembre 2012 relativamente allo stato di pulizia degli arenili del Comune di Cavia, si informa che gli interventi di pulizia degli arenili stessi eseguiti durante la stagione invernale hanno il solo scopo di depositare il materiale in un punto consono ad essere avviato allo smaltimento, ad esempio per la spiaggia di Levante e la zona di Falconera. Tale operazione, oltre che dare un senso di maggior pulizia ai tratti di arenili frequentati anche d'inverno, consente di rimandare lo smaltimento degli stessi in tempi successivi, comunque creando un risparmio complessivo. Il risparmio deriva da più fattori: il rifiuto pesa di meno perché è più asciutto, gli interventi e i trasporti vengono pianificati e organizzati per tipologia, separando ove possibile, e il costo di conferimento è più basso che avviene presso un impianto ove si effettua il recupero del materiale. Gli eventi meteorologici avversi degli ultimi mesi del 2012 hanno enfatizzato e messo in evidenza il problema del materiale spregiato, ma non essendo state dettate condizioni particolari da parte della Regione Veneto per far fronte anche economicamente a tale fenomeno, non si è ritenuto opportuno procedere, in ragione della maggiore spesa suddetta, a un intervento risolutivo, tanto più che il rifiuto spiaggiato è per legge dichiarato rifiuto urbano e pertanto i costi sono direttamente a carico dei cittadini a mezzo della TIA. Tuttavia, qualche giorno prima delle festività, il Consorzio Arenili ha provveduto a una sommaria pulizia delle aree di competenza, secondo le consuete metodologie di intervento, allo scopo di dare una migliore immagine della città. Qualora per la prossima stagione invernale fosse operativo l'impianto da lei citato in località San Gaetano e le operazioni di trasporto non andassero a gravare ulteriormente sul trasporto TIA, si procederà organizzando diversamente gli interventi. In riferimento
al quesito di conoscere quali sono gli obblighi vigenti per i concessionari in ordine alla pulizia, si riporta quanto indicato nella maggior parte degli atti delle concessioni demaniali marittime vigenti. Lettera A. Il concessionario si obbliga a consentire il pubblico passaggio incondizionato a chiunque attraverso la struttura oggetto di concessione a mantenerla perfettamente efficiente e in buona condizione, nonché ad assicurare l'impiego di materiali e o di elementi che impediscano o rechino danni a corpo persone, sia in fase di realizzazione che per tutta la durata della concessione. Lettera B. Il concessionario è inoltre tenuto all'osservanza delle disposizioni dei competenti uffici, muovendosi delle relative autorizzazioni e certificazioni, in specie per tutto quanto attiene in materia di commercio, igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza per la conformità degli impianti a norme di legge, centrali termiche, impianti elettrici, conduttori gas, eccetera. Lettera G. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'amministrazione, in caso di inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori, rivalendosi sul deposito cauzionale e ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi con diritto di rivalsa dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento codice della navigazione. Pertanto il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in concessione, della zona di libero transito e alla pulizia dello specchio acqueo antistante per una profondità di almeno 30 metri dalla battigia. Il materiale raccolto dovrà essere conferito a cura e spese del concessionario. L'accesso di mezzi meccanici per la pulizia suddetta, che dovrà avvenire per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre in orario inferiore alle ore 9 e successivo alle ore 19, dovrà essere comunicato all'ufficio demanio marittimo del Comune. Durante la stagione invernale il concessionario deve provvedere alla pulizia della spiaggia con frequenza almeno mensile, in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica, Natale, Pasqua, eccetera. In caso di mareggiate, il concessionario provvederà alla rimozione di tutti i rifiuti speggiati non appena le condizioni meteo marine lo consentiranno. Tale intervento di pulizia straordinaria dovrà comunque essere effettuato entro 15 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dell'evento meteorologico. Il materiale raccolto in forma differenziata, suddivisa tra legname vario e altro materiale risulta, dovrà essere conferito in discariche autorizzate a cura e spese del concessionario. Qui chiedo al capogruppo Bonini, che aveva posto anche il quesito di elencare quali fossero i concessionari, se preferisce che gli sia consegnata la copia o se preferisce che dia lettura dei 53 concessionari. Mi rendo conto che 53 sono tanti. Mi accontento io personalmente anche di avere l'elenco cartaceo, forse l'esigenza anche di pubblicità della seduta, l'interesse dei cittadini sapere, non solo mio, quali sono i concessionari. Allora, le chiedo anche di indicare se intende per concessionaria la società titolare della concessione, ovvero l'insegna in forza della quale la stessa società esercita la concessione, perché sennò abbiamo un doppio numero di menzioni che devo fare. Io chiedevo i concessionari, poi se c'è una duplicazione prendiamone atto. Quindi se ci sono per la stessa concessione due soggetti, uno concessionario e uno apparente. C'è un concessionario che è una società, una ditta che ha un certo tipo di denominazione, all'insegna della quale poi è diversa la denominazione dell'insegna, esercita l'attività. Preferisce l'uno, l'altro o entrambi? A me basta il concessionario ufficiale, perché tenendo conto che per questioni pratiche, per individuare il soggetto che esercita la concessione è anche utile avere l'indicazione del soggetto con la cui insegna viene lavorata. Allora, concessionario numero 1, Hotel San Giorgio, Grand Hotel San Giorgio, amministrazioni Acco, Bagni Stella Marina, Eredi Pavangino di Pavan Bruno e CSNC, Chiosco Facos Irlanda, Hotel Principe SS, Chiosco Gabbiano, al Parco SS di Denovi di Diego C, Campeggio Falconera della Ceschina SRL, Chiosco Blues, Fratelli Morena SNC, Colonia Sviluppo 25 SRL unipersonale, Bagni Contiglia,
Bagni Configlia SNC di Turchetto Astrid Kay e C. Schmitz Lore Matilde. Bagni Cinganotto, Battistuta Silvane CSNC. Bagni Havana SS di Franzo Alberto C. Consorzio per la gestione e lo sviluppo degli arenili della Marina di Cavola SRL. Bagni Caligaro Giampietro. Bagni Royal, Moro Santa. Acqua in Carraro SRL, Chiosco La Vela, Vidario Ruggero, Chiosco Ciaoli, Livorno SNC, Colonia Oasi, Caritas Diocesi di Bolzano e Bressanone, Chiosco Bonambì, Klondike SS di Zanetti Elise C presso Zanetti Elisa. Colonia J. Ferrari, Caritas Diocesi di Bolzano e Bressanone, Chiosco Adria, Rosalén Paolo, Chiosco La Lanterna SNC di Sulianfranca e C presso Sulianfranca. Colonia Don Bosco, Oratorio Don Bosco, Colonia La Nostra Famiglia, Società Donna 4 SRL. Colonia Isola della Scala, Parrocchia Isola della Scala, Colonia Leone XIII, Istituto Leone XIII della Compagnia del Gesù, Arenili Luna Verde, Consorzio Arenili Valle Altanea, rivendita giornali di Bortoluz Fabio Samuele, ricovero deriva Vela, Circolo Nautico Porto Santa Margherita, Condominio Maria Ida, ristorante Picnic di Zeni Maristella CSNC, ricovero derive a Vela, Società Bellica Cavola, Associazione Dilettantistica, Chiosco Arianna, Brussola Silvana, Stabilimento balneare Alga Marina, Sole Mare SS, Stabilimento balneare Prima Baia, Riviera Est SNC di Chiesa Fabio Mauro, 6 piattaforme galleggianti, Consorzio per la gestione e lo sviluppo delle arenili Marina di Cavola SRL, Stabilimento balneare Verde Mare SRL, Stabilimento balneare Terrazzo Mare, DEPA di Panattoni Paolo presso Panattoni Paolo, Stabilimento balneare Hotel Florida, Lisetta SRL Hotel Florida, Stabilimento balneare Hotel Oliver, SIA SRL Hotel Oliver, Stabilimento balneare Chiosco Margherita, Sole Mare SS, Stabilimento balneare Prima Baia, Riviera Est SNC di Chiesa Fabio Mauro, Stabilimento balneare Hotel Edera SS, Stabilimento balneare Condominio Marco Polo, Stabilimento balneare Condominio La Zattera, Stabilimento balneare Condominio Condor, Stabilimento balneare Condominio Margherita 70, area per la riservatezza provincia veneta di Frati Minori Cappuccini, rimessaggio natante, associazione bellica Vela per tutti presso Ciola Alberto Bagliero, Osteria Rosina, alimentari di De Bernardo Ruggio CSNC SS, Campeggio Falconera della Ceschina SRL, Campeggio San Francesco di Asuzzi SPA. Grazie Sindaco. Capogruppo Borin, prego. Grazie Presidente, grazie anche al Sindaco per la lettura. Come dicevo prima, non era tanto per il sottoscritto, è fatto anche per dare un riscontro in seduta pubblica a quello che è un dato contenuto in un elenco che ci dà conto peraltro di come in realtà, diversamente da quanto possa apparire anche agli occhi della cittadinanza, non vi è un unico grande concessionario dell'arenile Caorlotto, come tutti possono pensare, come probabilmente qualcuno pensa, individuandolo nel consorzio degli arenili di Cavola. Vi sono ben 53 soggetti, ognuno dei quali ha i propri obblighi, ognuno dei quali deve rispettare una precisa concessione demaniale. Ma io, pur ringraziando del lavoro svolto l'amministrazione comunale anche nel cercare di dare riscontro a quella problematica che è lamentata nell'ambito dell'interpellanza, si ritiene di non poter esprimere soddisfazione nella risposta data, perché comunque persistono le situazioni lamentate e mi risulta, almeno così mi è riferito, ma non ho motivo di dubitare, che soprattutto l'obbligo gravante sul concessionario nel periodo invernale sia più riferito alle nuove concessioni che a quelle in essere. Comunque sia, rimane il fatto che ad oggi io ho potuto constatarlo, lo spiaggiato c'è, non sono stati effettuati quegli accumuli sia pur temporanei e necessari a evitare maggiori costi. Per cui ribadisco, non siamo soddisfatti della risposta data, quantomeno cerchiamo di avere
un maggiore più attento intervento dell'amministrazione anche nei confronti dei concessionari in essere e di quelli che saranno. Grazie capogruppo, prego Sindaco. Non concordo sul fatto che il consorzio Reni, ad esempio, non si sia attivato per la sistemazione di una parte dell'avenire, in quanto sono evidenti invece i cumuli che sono stati fatti e spiaggiato in attesa che si porti avanti la questione tecnica di cui è la risposta all'interpellanza, proprio per cercare di abbattere e ridurre i costi, ma non solo. Il momento di attesa che ancora non ha portato allo smaltimento, oltre a essere determinato da questi fattori, è determinato anche da un aspetto che forse è anche più importante di quello riportato nella risposta all'interpellanza, perché come sappiamo lo smaltimento, lo spiaggiato come rifiuto ordinario è un costo che va a gravare sulla TIA e come tale va a carico sostanzialmente di soggetti passivi da TIA. In realtà anche in passato, già sotto la reggenza della Regione Veneto dell'attuale Presidente, il dottor Zaia, e in precedenza anche da parte del Governo, era stato emesso un decreto volto a scorporare questo costo aggiunto derivante dallo spiaggiato sulla TIA, toglierlo dalla tariffa TIA e portarlo a carico del bilancio comunale in modo da spalmarlo in maniera completamente diversa. Non solo, quel decreto mirava anche ad ottenere che quel costo fosse sottratto alle spese per le quali vi sono vincoli di finanza pubblica e per i quali sostanzialmente si incontrerebbe il limite del patto di stabilità. In ordine a questa richiesta noi, come amministrazione comunale di Caorle, io personalmente, ma non solo, anche come sindaci appartenenti a quel patto tecnico-politico costituito da tutti i comuni veneti, sia della provincia di Rovigo che della provincia di Venezia, che appartengono alla costa del Veneto, abbiamo già formalizzato tale richiesta al Presidente Zaia e siamo in attesa della risposta. Grazie Sindaco. Passiamo ora alla seconda interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Tanò. Proroga delle concessioni demaniali marittime. Relazione al Sindaco. In risposta all'interpellanza presentata alla lista civica per il cambiamento si ritiene di dover semplicemente rispondere che l'amministrazione comunale, come ben si sa, si deve tenere strettamente alle disposizioni normative in materia. La stesura del piano particolareggiato degli arenili è avvenuta nel pieno rispetto della normativa statale e regionale, per cui non si ravvedono al momento forme diverse da quelle strettamente legate ai parametri imposti. La normativa è comunque in fase di modifica, infatti sia quella regionale che quella statale è in fase di evoluzione e in attesa del coordinamento tra Stato e Regioni. Nel frattempo l'ente comunale deve rispettare, come detto, la normativa attualmente vigente. A riguardo si informa altresì che questo comune, unitamente a tutti i comuni del litorale regionale, ha costituito un tavolo tecnico e politico già recepito dalla Regione Veneto, onde sviluppare ogni tematica in merito alle procedure e promuovere le iniziative che ogni ente intende proporre. Si assicura comunque che per ogni variazione ai piani e alle norme strettamente di competenza comunale, questa amministrazione interesserà non solo coloro i quali operano nel settore delle concessioni demaniali marittime, ma anche altre categorie interessate comunque al settore del turismo. Grazie Sindaco. Diamo ora risposta alla terza interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Tanò, situazione Porto Peschereccio. Relazione al Sindaco. La situazione descritta nell'interpellanza relativamente alle condizioni del porto Peschereccio è sicuramente rappresentativa di una realtà che oramai da diversi anni perdura e che non risulta essere pregiudizievole tanto delle condizioni igienico-sanitarie ma quanto del decoro e del paesaggio, punti importanti per una realtà turistica come Caorle.